adotto, c'è una diarrea tremenda, non sapevo. Ma scusi, lei ha provato di tutto, provato. Anche di limone? Sì, e poi quando arrivo. Così un maschio si è parecchio pensato, dato che ha 2 anni, a poesia così si fa applicare una re e guadagnare qualche cosa a buone a buone. Subito mi parlò con suo moglie, disse afficcavo l'una re, così non adesso gritava, allora ci disse e sto provando lo posato. Ma sua moglie diceva di sopra si già settava, e o si nota, l'una re si già pensava. Un giorno che in quel caso passato, vedendo un cartello assai indicante ci disse signora, ma perché ha detto la re? E non avanti di la risposta che risposta all'udito perché davanti ci davanti del marito ci riesci io chissà con una capella a Natale non mancano le persone, anzi ce ne sono mancano i bisogni. Questa è la prima denaro non voglio che parli di capo. Questo è un monologo di Pino Caruso. A Natale non mancano le persone buone, anzi ce ne sono troppe, mancano i bisognosi, sono tutti prenotati dal comune per la colazione di solidarietà, dall'opera Pia per il pranzo della bontà, dall'associazione Vestite Nudi per la distribuzione di documenti usati, dall'Italia di San Vincenzo per il dell'amicizia, dalla congregazione del Buon Samaritano per il cenone e di mezzanotte. Un barbone mi ha detto, mi dica lei se è vita questa. Insomma, a Natale tutti sono disposti ad aiutarti, ma se ti serve qualcosa a marzo o ad agosto non sono periodi adatti. I buoni hanno altri impegni. Solo a Natale si girano disperati con i pacchi in mano in cerca di indigenti da verificare. Scusi, lei è un miliardario? No, mi dispiace, anzi scusi, lei è poveretto, no, mi dispiace, sono miliardario. Peccato, si è perso l'occasione. Un mendicante che per Natale riceve a domicilio, praticamente ha aperto bottega, ieri ha esposto questo cartello. Ultima occasione, c'era la fila come dal dentista. Se continua così, il prossimo Natale, per soddisfare il bisogno di donare degli italiani, i poveri lo devono portare dall'estero. Come si può fare? Una cartone mi ha dato un consiglio, anzi, mi ha suggerito, quasi con le lacrime agli occhi, ma ha detto, per favore, a Natale, siate cattivi, ma poi, se potete, riposatevi tutto l'anno. Grazie. Adesso Paolo Amedeo e Maddalena Buscarino, che accogliamo con un grosso applauso.